tanto tuonò che alla fine piovve. Ve l'abbiamo raccontato nel nostro diario dei mondiali. Oggi sul cielo di Cortina sono piovute stelle. È iniziato il programma di gare con un doppio Super G, 10.30 per le donne, 13 per i maschi, che ha visto i favoritissimi della vigilia, Lara Gut-Berami e Vincent Krinkmeyers, mettersi al collo le due medaglie d'oro, le due prime medaglie d'oro di questi mondiali 2021. Ne parleremo oggi qui a Casa Veneto per Studio Cortina 2021 in mezzo a tante altre storie che andremo a raccontarvi. Per fortuna vostra e anche mia non lo farò da solo, lo farò in compagnia di una delle voci più rappresentative dello sport italiano. Potrei raccontarvi tantissime cose che ha fatto e continuerà a fare, ma ve ne racconto una in particolare. Io lo chiamo maestro, quindi se mi scappa portate pazienza, e soprattutto è una delle pochissime voci dello sport italiano che è in grado di modulare i registri in maniera naturale. Speaker, commentatore, cantastorie e soprattutto cittadino del mondo. Benvenuto Zoran Filicic. Ciao Jacopo, buongiorno, ciao a tutti. Allora, approfittiamo subito di te, che di sci ne sai molto più di me, per entrare nel dettaglio delle condizioni della neve nel corso della giornata e dello sviluppo dei pettorali, per cui come avrebbe reagito dai primi pettorali in poi. È migliorata e questa è già un'ottima notizia. Ci aspettavamo tanto dalle italiane, è vero, però è un appuntamento singolo. Quando hai un appuntamento singolo e tu hai citato, sia a me che a Jacopo, scusate, piace fare citazioni, però io cito Eminem, if you have one shot, one opportunity, e la Ragut ha preso. Era la favorita, arrivava da una serie di vittorie, aveva tutto il peso addosso, lei ha detto di non avere il peso addosso e l'ha dimostrato. Le altre cose che abbiamo visto, una grandissima shooter, chiaramente parlando di podio, è una Mikaela Shiffrin che dopo così tanto tempo ritorna a gareggiare in Super G, con, mi pare solo 4 giorni dell'allenamento alle spalle, e se non fa quell'errore alla fine vince ancora una volta la medaglia d'oro. Che la Shiffrin abbia il piede magico, che sia e forse diventerà anche la più grande di tutti i tempi, questo è già nella mente di tutti, però questi traguardi poi vanno raggiunti, perché lei ancora quando era in cerca dei record, dei primi record, nei confronti anche di Lindsey Vonn o di altri, ha sempre detto: voi parlate sempre di record, però i record non sono importanti, vanno raggiunti un passo per volta, che è un po' anche la maniera di vincere una Coppa del Mondo. certo. Te lo dicono un po' tutti gli atleti, no? Chiaro. Penso gara per gara, paletto per paletto, poi è difficile non avere l'obiettivo in testa. Per cui la prima, ecco, i primi resoconti che abbiamo avuto della forza e della complessità anche dell'Olimpia e della bravura degli uomini del comitato organizzatore, del momento perfetto di Lara Gut e del grandissimo talento e del grandissimo essere campionessa di Mikaela Shiffrin. Beh, allora, le citazioni gli spettatori se le beccheranno per 2 settimane, quindi tu rincari la dose ed è soltanto una cosa positiva. Su Micaela torneremo, tra l'altro piccola anticipazione, abbiamo anche avuto modo in questo avvicinamento al mondiale di sederci con lei, di fare 4 chiacchiere con lei e di ricavarne una storia che nei prossimi giorni andremo a condividere con voi, quindi su di lei torneremo perché è un tema molto interessante. Partiamo dalla doppietta svizzera, andiamo un po' nel dettaglio, anche perché tu sei uomo di pista, tra le tante altre cose, conosci le ragazze, sai come reagisce l'atleta. Mi ha stupito molto l'intervista post vittoria di Lara Gut-Berami, nella quale è sembrata quasi togliersi qualche sassolino, no? Perché comunque, l'abbiamo detto nel nostro diario, il vestito del favorito d'obbligo è scomodo per tutti. Lei arriva, passa al traguardo, sorriso sotto i baffi un po' sornione, perché era abituata forse a dare anche distacchi maggiori alle altre, è sembrata quasi sentirla in finish area, quella tensione che poi ha dichiarato in realtà di non sentire. Allora, tu sai benissimo, come sanno tanti a casa, ma noi soprattutto parlando con gli atleti, una cosa è anche l'immagine pubblica e le dichiarazioni, un'altra cosa è quello che senti dentro. Per cui a me viene da dire, chi non prova paura prima di una discesa, prima di affrontare un salto, prima di affrontare un'onda grossa, non dice la verità. E anche questa paura che ci porta come esseri umani a fare questa attività, questa adrenalina che scarica, che scatena la paura. La tensione esiste, la tensione però
paura e tensione e pressione vanno gestiti. Lei le ha gestite perfettamente. A me, quando è transitata per il traguardo, l'impressione è stata di non essere contenta della sua gara. Anche a me ho visto un Eh, pugnetto un po' così, quasi, quasi una smorfia, quasi, dico. Poi attenzione, perché facciamo attenzione su questo, è una delle basi della mia telecronaca. Quello che passa per la testa dell'atleta lo può conoscere solo l'atleta. Le nostre sono puramente delle interpretazioni, per cui non sono oro colato. Lara mi è sembrata così, quasi, non so trovare il termine adatto, però sapeva di poter fare ancora meglio. Dico ancora meglio perché aveva fatto benissimo. E soprattutto quando parti con i primi numeri non sai le altre quando aspetti, cioè ricordatevi cosa è successo a Pyeongchang in Super G quando è scesa Ester Ledecka e lo stesso Vincent Kriechmeier dopo nell'intervista che era stata registrata prima che scendessero tutti ha detto per adesso va bene ma la gara finisce quando l'ultimo taglia il traguardo e poi la gara del maschile è stata veramente con altri aspetti tecnici e di complicazioni che hanno tenuto aperto il risultato fino in fondo. Certo. Cioè, è stata una delle gare più divertenti che abbiamo visto, di maggior thrilling che abbiamo visto negli ultimi anni. Chiaro, infatti prima di arrivare al maschile non possiamo non aprire il tema Michaela Schifrin, perché Mm. effettivamente credo che sia un tema al di là della sua aura, no? Che ovviamente come dicevi tu la porta e ci porta a immaginarla già proiettata verso traguardi storici che ha già raggiunto, ma ancora di più in un'ottica futura. Oggi, almeno personalmente, mi ha impressionato per la leggerezza emotiva, una leggerezza emotiva direi, con la quale è scesa su una pista comunque complessa, comunque inedita per lei, comunque in una disciplina che non toccava da un anno e alla quale si presentava da campionessa mondiale in carica e sembrava esserci più per motivazioni strategiche o quasi di onore di firma, no? Di orgoglio, e invece non fa quell'errore e forse stiamo commentando un bis mondiale. Io credo che Michaela abbia benissimo chiaro in testa tra lei e il suo staff gli obiettivi da raggiungere e la maniera di raggiungere questi obiettivi. Per cui anche nel corso delle stagioni, ormai con le stagioni così compresse, vediamo anche Penturo dalla parte maschile, devono prendere delle decisioni, soprattutto i multidisciplina, dove gareggiare e dove non gareggiare. È chiaro che quando arrivi a Cortina per il mondiale, tra l'altro il primo mondiale in quest'epoca l'appuntamento maggiore al mondo, prima delle Olimpiadi, l'anno prossimo ci sarà Pechino, vuoi vincere tutto. Lei è una fuoriclasse, ha ben chiaro, secondo me, che cosa vuole raggiungere e in che maniera raggiungerlo soprattutto. Ha sviluppato e affinato sempre di più la capacità di parlare e di rivolgersi al pubblico. È molto brava, è sempre stata molto brava, ma a paragone con una Lindsey Vonn, ad esempio, che ce l'ha, o forse per gli anni anche di carriera, l'ha portato a livello altissimo, l'empatia e la maniera di comunicare, Schifrin in questo è ancora in costruzione, sto parlando del personaggio pubblico. Ed è sempre difficile per un atleta, soprattutto con la testa sulle gare, far combaciare l'immagine pubblica, l'immagine che vogliono gli sponsor alla tua immagine interiore. Quando mi pare, questo dovresti saperlo meglio tu che l'hai intervistata a lungo, che lei sia molto gelosa della propria immagine interiore e di quello che si porta dentro. Una cosa che forse hanno notato in pochi, che mi è piaciuta tantissimo e mi dice tanto di Michaela Schifrin su questa sua sensibilità interiore, è quando Gudberami e Suter vanno ad abbracciarsi e fanno la prima foto insieme. Subito conclusa la cerimonia di premiazione. Lì ci sono ancora i fotografi, loro si avvicinano compagni di squadra e Michaela rimane a distanza lasciando questo momento privato alle due compagni di squadra. La prima e la seconda, l'oro e l'argento. Poteva andare lì subito. Lei, Michaela Schifrin, medaglia di bronzo, sono la protagonista. Michaela si è dimostrata non così, si è dimostrata sensibile nel momento privato degli altri e poi c'è stata la foto tutte e tre insieme perché chiaramente la foto delle tre medagliate mondiali poi viene fatta. Però in questo, dopo una grande gara, ha aggiunto ancora più rispetto per me alla sua immagine.
Sono d'accordo, approfitto del tuo spunto anche per riprenderlo, poi andiamo sulla gara dei maschi, ovviamente, che c'è anche l'altra metà della luna, ma effettivamente è vero quello che dici. Parlare con Michaela è un po' un viaggio nella delicatezza del suo animo. Ecco, adesso può sembrare esagerato, ma è così, è sicuramente molto in protezione delle sue cose, come giustamente sottolineavi tu e come si nota, ma allo stesso tempo ha quei piccoli gesti che ti dimostrano un'attenzione agli altri che è molto rara nell'atleta, perché l'atleta deve avere un ego smisurato, no? È normale per poter competere, e allo stesso tempo è ancora più inusuale in un talento come lei. Tu hai citato Mm. l'esempio di oggi, bellissimo, grazie dell'aneddoto perché l'hai visto tu che eri lì, noi da qui non abbiamo potuto godere, no, di questo momento. Io ho questa immagine invece di lei che celebra i primi podi delle altre che arrivano giù nelle gare quasi come se fossero i suoi primi, è molto coinvolta anche nel successo delle altre ed è diciamo, una delicatezza che è molto raro trovare appaiata a questa qualità. E questo mi dà il link per andare alla gara maschile perché nel diario dei mondiali abbiamo paragonato ogni gara a un cluedo in cui bisogna scoprire l'assassino alla fine della gara e abbiamo paragonato però la carriera degli atleti a un Monopoli, dove ogni singolo atleta, proprio come dicevi tu, va a costruire il suo percorso, a investire su se stesso, sulle sue casette, i suoi alberghi per, diciamo, il lungo termine, no? Il suo piano a lungo termine. Michaela mi ricorda Pinturò, perché Pinturò parte oggi, non coi favori del pronostico, di tutto quello che ha vinto, sono andato a scartabellare, c'è una vittoria in Super G nel 2013, lui parte, pista sicuramente tecnica, e su questa poi immagino vorrai chiacchierare un po', e lui si porta giù un bronzo che è frutto di quello che dicevi tu, quella programmazione lì. Sì, Pinturò, vogliamo parlare prima della pista, della parte tecnica o prima? No, partiamo da Pinturò, perché dobbiamo, se facciamo un po' Facciamo Tarantino, quello che che ci poi pare. alla fine, bravo, alla fine capisci dove uno voleva arrivare, no? Per cui è come in Pulp Fiction. Allora, Pinturò è arrivato a questi mondiali, commentavamo io e Varettoni, forte, secondo noi, dell'esperienza acquisita da Kilde l'anno scorso. Cioè lui si è trovato in Coppa del Mondo overall, inseguita per anni anche con Hirscher, si è trovato un avversario che è multidisciplina, che aveva imparato molto bene, cioè ha affinato la propria tecnica in gigante, portandola a livello competitivo. Difatti Kilde l'anno scorso ha vinto sui giganti, in aggiunta alle proprie discipline. Penturò quest'anno è riuscito ad aggiungere il supergigante come disciplina da top 10, per cui da punti pesanti in Coppa del Mondo. Probabilmente non se l'aspettava neanche lui di andare sul podio oggi. Ci sono stati tanti errori, ci sono state tante uscite, abbiamo visto i primi tre pettorali, però i migliori vincono sempre, per cui Kriechmeier è riuscito a sciare in quella maniera e Pentorò sembrava tra i suoi tracciati da slalom gigante, non era un super G con 60% di inclinazione e sul ghiaccio con dei pezzi di traversa in contropendenza per lui. Sembrava facile, sciare facile rispetto agli altri, per quanto fosse comunque difficile. E Penturò è arrivato adesso con la consapevolezza di aver buttato dentro, di avere già il Parco della Vittoria, citando Monopoli, perché abbiamo calcolato che a fare bottino pieno si fa 6 medaglie Pinturò. Lasciamo perdere il materiale, lasciamo perdere il metallo, però si fa 6 medaglie, nel senso partendo col Super G che non era nelle sue corde, la prossima sarà la discesa, poi c'è la medaglia d'oro in fondo all'Olimpia delle Tofane che lo aspetta per la combinata alpina lunedì, perché la può perdere soltanto lui è il re della combinata, e dopo ci saranno il gigante, ok, lo speciale può fare un podio, ci sono momenti più facili o più difficili per lui, però come attenzione ai momenti facili, perché abbiamo parlato della Schifrin, abbiamo parlato di Tenturò. Momento facile e medaglia della combinata sicura. C'è stato un momento bellissimo un paio d'anni fa con Marcel Hirscher e Mm. questo dovrebbe farvi ragionare a casa perché queste storie solitamente poi non vengono tanto raccontate. Hirscher era il cannibale. Hirscher si infortuna alla caviglia, recupera, ritorna in gara e vince in Alta Badia, tanto per cambiare. Gigante della Gran Risa, ma dando miglior tempo di prima manche, miglior tempo di seconda manche. Alla fine viene intervistato, eri leggero e lo sentiamo in intervista dire voi non avete idea di quanto sia stato difficile. Riprendo queste parole di Hirscher a Madonna di Campiglio per la presentazione dei pettorali, l'estrazione dei pettorali dello speciale e gli dico mi hai sorpreso
perché siamo abituati a vederti come sovrumano e lì sei stato di un'umanità incredibile. E Marcel Hirscher dice, voi non avete idea della fatica per arrivare a questi risultati, dell'impegno, della costanza. Quando mi sono fatto male, ci raccontava, pensavo che sarebbe stata lunga la strada per il podio, poi è arrivata la vittoria in Alta Badia ed è stata la vittoria più forte della mia carriera a livello emozionale, perché vi dimenticate che noi siamo esseri umani. Fan- Marcel Hirscher. Fantastico, direi che è un insight interessantissimo, sicuramente ben si presta e mi ricorda anche in parte quello che sta accadendo in questa stagione. Poi giuro che chiudiamo il vaso di Pandora perché con te tra scatole cinesi non ne usciamo più, in senso positivo chiaramente. Mi fa pensare al grande rivale, no, di Hirscher, che è quel Christoffersen che, ritiratosi l'austriaco, sembra avere la strada spianata in una stagione che, come dicevi tu prima per Pinturò, solo lui può perdere, e invece si riscopre estremamente umano, estremamente anche, diciamo, fragile per certi versi psicologicamente, al punto di emozionarsi per una vittoria in slalom, in stagione, che sarebbe stata scontata, banale, slash veramente quasi automatica l'anno scorso, immaginando una stagione senza Hirscher. Penso che sia un bel punto di vista, no? Dal punto di vista umano, per capire un atleta di quel livello. Per capire anche gli altri atleti, sono d'accordo con te, perché anche qua riprendo le parole dell'intervista post gara di Henrik Christoffersen, dove lasciamo perdere la scorsa stagione che se ne è parlato tanto di Penturò e di Christoffersen che erano i due favoriti, poi ha vinto Kilde che non riuscivano, non avendo il riferimento Hirscher, non riuscivano a mettere insieme delle manche, per cui sbagliavano proprio nelle proprie discipline. Ma Christoffersen, soprattutto adesso, pensate all'epoca che stiamo vivendo, e noi li vediamo sciare, ma loro sono completamente isolati dal mondo, ancora più che prima. E le parole di Christoffersen dopo la vittoria in slalom sono state: sapevo che qualcosa non andava, non riuscivo a trovare che cosa, dovete capire, anche lì ha detto, dovete capire una cosa, la mia vita è fatta di due aspetti, lo sci e la famiglia, e nient'altro. Se mi casca lo sci, la mia parte sportiva, io vivo a metà e soffro. Tutta la sua vita è basata su queste due cose, sulla sua famiglia e sullo sci. E lì c'è l'umanità dell'atleta. È sempre l'aspetto più interessante, ovviamente, perché poi si va a scavare sotto quella che è la gara e si scopre di innamorarsi, ci si innamora sempre delle persone e non degli atleti, quello che fanno poi Esatto. è un di più. E per Guarda, concludere, certo, se posso certo. interrompere, anche questa è una cosa particolare, che spesso i giornalisti anche fanno delle domande, si scocciano per le risposte, mentre quando le domande vengono fatte dagli sportivi, magari dicono anche al giornalista: non vedi che ha appena perso la medaglia d'oro? Fallo sbollire. Cioè, non pretendere che sia un essere sovrumano che è in grado, in maniera come Dominic Paris oggi, che applaudiva Romet Baumann avendo appena perso il podio, poi Col dopo si è sorriso fatto pure. col sorriso, perché lui era soddisfatto probabilmente della propria sciata, perché non aveva mai trovato queste sensazioni in Super G. Poi è chiaro che perdi la medaglia, cioè ti scivola via la medaglia di bronzo, ma quest'anno ancora di più, visto che vivono tutti la stessa realtà, io noto più che è come stare al campetto tra di loro, no? Noi siamo entrambi giocatori di basket, anche stati, e quella comunanza che ti dà il playground con le mani sudate con il pallone di gomma Appiccicaticcio, ancora. certo. Esatto. Sembra di vedere questo in parterre. Loro partecipano, sono uno contro l'altro, non c'è il pubblico, sono ancora più stretti, per cui in effetti credo che ci sia, al di là delle delusioni, della mancata vittoria o del mancato piazzamento, ci sia anche una buona parte di ehi, hai fatto meglio di me, hai fatto bene, sei stato bravo, complimenti. Sicuramente è un tema interessante e si nota in maniera particolare, diciamo, nella finish area maschile, dove comunque c'è una tendenza appunto al complimentarsi con l'altro proprio nell'immediato, che effettivamente traspare in maniera naturale. Come ultima domanda, perché alla fine siamo partiti alla Tarantino, ma non ci siamo ancora arrivati, diamo all'indietro come Kill Bill. La partenza, già l'hai anticipato, l'abbiamo visto, sembrava baseball, fuori uno, fuori due, fuori tre, eliminato. Finché non è arrivato Krickmayer, nessuno è arrivato in fondo. Sicuramente era l'esordio di Vertigine, mi sembra che sia stato un esordio piuttosto indicativo sulle sue difficoltà e curve.
Allora, la prima impressione che hai dopo questa gara è: qualcuno ha detto che è una pista facile? Era successa una cosa simile quando da Bormio, dalla Stelvio, ci si era spostati con uomini a correre sulla Deborah Compagnoni di Santa Caterina Valfurva e tutti dicevano è una pista da femminile. E hanno fatto le prime prove di discesa, hanno detto ragazzi questa è veramente dura. Allora, la vertigine, al Bighezze, 10 giorni fa, in conferenza stampa, gli era stato chiesto chi poteva essere uno dei favoriti, aveva tirato fuori un paio di nomi, si parlava di discesa. E aveva detto se sarà dura e sarà ghiacciata. Poi gli avevamo chiesto, ma se invece sarà molle, non è una delle opzioni. Vertigine è stata preparata come pista selettiva da paura con un lavoro incredibile degli uomini in pista e è stata tracciata con una tracciatura che ha portato tanti punti di domanda, però da Alberto Ghidoni è stata tracciata rispettando il terreno e incrementando le caratteristiche del terreno. Se sei, secondo me, uno sciatore di quel livello di Coppa del Mondo, devi sapere come gestirlo. Per cui i primi tre sono usciti, sono stati anche sfavoriti dal fatto che non conoscevano la pista. Teniamo conto di una cosa, qua non si è mai corso, se non per i campionati assoluti italiani di 2 anni fa. Per cui gli italiani un po' la conoscevano, ma in condizioni di neve differenti. Gli stranieri no, non si sono neanche allenati e non sono ancora state fatte le prove di discesa libera. Non vengono fatte le prove per il Super G, ma era veramente una pista nuova, a meno di non darci un'occhiata e fare la ricognizione e l'ispezione. Poi hanno capito come fare. Io l'ho trovata una gara estremamente tattica e interessante perché, come aveva detto una volta Matteo Marsaglia, qua devi andare più piano per poter andare più veloce dopo. E questa bellezza, se no è tutto un rettilineo. Tu guarda anche la MotoGP, ci sono più curve che rettilinei, devi essere bravo dappertutto e sapere dove rallentare per poter uscire più veloce di curva. Oggi è stata tattica, è stata così, Kriechmayr l'ha azzeccata con il pettorale 5, per cui 3 sono usciti, poi è arrivato giù soltanto il canadese, non era un riferimento, ma avevamo detto subito in telecronaca che se Kriechmayr ha fatto questa discesa è ancora battibile perché non era perfetto, ma è veramente difficile batterlo. 7 centesimi tra Kriechmayr e Romet Baumann è il distacco minimo della storia dei mondiali. Dalle ultime notizie che mi arrivavano nel corso della telecronaca non ho ancora controllato. Prima era 8 centesimi, per cui Baumann è riuscito ad arrivare ai 7 centesimi. Siger è arrivato un passo dal podio, Bailey è arrivato lì anche lui vicino e poi ci c'erano i grandi. Per cui le gare vengono vinte da chi oggi poi era uguale per tutti, a meno Certo. dei primi tre pettorali, perché gli altri hanno potuto vedere le linee e interpretarle meglio, ma oggi non ci sono state differenze di meteo se non dopo il pettorale numero 30 che la stradina la traversa è entrata all'ombra, però è stata una gara, ritengo, meravigliosa e da fiato sospeso. La vertigine non ti fa uscire dalla tensione, la vertigine non è Tarantino, la vertigine è Nicholson. Direi Jack. che parlare con te è sempre uno spettacolo e chiudi anche su una nota alta. Diciamo che più passa il tempo, più mi rendo conto o mi sembra di scoprire che gli atleti, più che atleti, sembrano artisti quando sali di livello, perché veramente lo stile di ognuno cambia l'approccio alla gara e alla tela che andranno a dipingere. Io approfitto di te, della tua presenza. Hai parlato delle piste nello specifico, hai parlato di montagne, hai parlato proprio della bellezza, no? Che oggi si poteva ammirare da lassù e quindi approfitto di questo gancio che mi hai lanciato per salutarti e per presentare il nuovo ospite che abbiamo in studio, che è Marco Pappalardo, direttore marketing di Dolomiti Superski, il più grande ski resort al mondo. Benvenuto. Grazie e buongiorno. Allora, abbiamo parlato, ti sei anche goduto questa chiacchiera, diciamo, sulla gara, ma entriamo nello specifico di queste bellissime montagne e di queste piste. Dolomiti Superski è lo ski resort più grande al mondo e in questo momento sta anche esportando, proponendo un nuovo claim che è We Care About, sospeso, quindi aperto. È un paradigma nuovo, è in atto un cambiamento? Sì, noi abbiamo avviato già lo scorso anno, in epoca pre-Covid, un nuovo percorso di posizionamento del nostro mondo, del nostro brand e abbiamo pensato proprio di volerci porre in una maniera più livellata rispetto alla nostra clientela, quindi di non parlare dall'alto in basso, di non parlare per iperboli, noi siamo i migliori del mondo, noi siamo i più grandi del mondo, ma proprio di far trasmettere alla nostra potenziale clientela questo messaggio che
sostanzialmente ci prendiamo cura di loro a 360 gradi. Quando vengono da noi devono proprio sentirsi a casa loro, devono sentirsi non solamente in vacanza in un panorama, in una realtà completamente estranea, ma veramente in un contesto dove loro possono sentirsi completamente a loro agio. Quindi questa idea We Care About You, che poi come detto è un contesto molto, molto ampio, perché lo declineremo anche sulla natura, We Care About Nature, lo declineremo anche su altre situazioni che andremo a verificare. La sostenibilità ambientale è un elemento per noi molto molto importante nel processo che abbiamo avviato per gli anni a venire. Quindi sostanzialmente questo prenderci cura della persona, perché ci vogliamo prendere cura del nostro ambiente, del mondo in cui viviamo e 360 gradi. Esattamente. Infatti mi collego, io vado sempre con un programma e poi lo butto sempre fuori dalla finestra, mi collego perché mi appassiona, no? Mi collego a una tua frase sulla sostenibilità. Sostenibilità è un tema che emerge molto spesso, chiaramente è una delle grandi sfide del presente e del futuro, ma immagino che per chi ha a che fare con la natura non possa essere un tema soltanto attuale, è una cosa che parte da lontano. Sì, è chiaro che io dico sempre il fatto di poter vivere in queste montagne, di poter fare impresa in queste montagne, quindi di aver creato il turismo, cosa che hanno creato i pionieri in queste montagne e hanno consentito alle persone di vivere in queste montagne, di continuare a vivere e di continuare a vivere anche bene in queste montagne, è una situazione che ovviamente va molto indietro nel tempo, non è una cosa che nasce adesso. Se noi vediamo i nostri paesi, i nostri villaggi, le nostre aree sciistiche e le paragoniamo a altre realtà simili in giro per il mondo, vediamo che qui il territorio è antropizzato, è vissuto, c'è commercio, c'è storia, c'è cultura, c'è tanto. E questo chiaramente è dovuto al fatto che le persone che sono venute prima di noi hanno capito l'importanza di questi luoghi, l'hanno valorizzata, l'hanno saputa mettere a frutto e adesso chiaramente noi ne raccogliamo questi frutti e cerchiamo di proiettarci anche in un'epoca nuova dove viviamo questo contesto naturale che appunto ci è stato regalato, lo viviamo con grande rispetto e cerchiamo di portarlo avanti, cerchiamo quindi di preservarlo, di non rovinarlo, ma di valorizzarlo ancora di più se possibile. Certo, parlare di questi temi sembra aprire sempre delle matriosche, perché dentro trovi Certo. sempre qualche cosa di più profondo. Quando si parla di sostenibilità, almeno a me viene subito in mente quella ambientale, no? È il primo rimando che diciamo viene alla mente pensando a tutte quelle che sono le tematiche di tutela dell'ambiente. In realtà però sostenibilità è un concetto più ampio, Esatto. riguarda anche l'ambiente socio-economico di una determinata valle, di una determinata zona. Come ci si prende cura anche di quello che è la sostenibilità non unicamente ambientale? Esattamente, la sostenibilità, se vogliamo, ha tre sfaccettature, ha una sfaccettatura di classica ecologica, ma c'è anche un contesto economico e sociale, quindi il fatto di poter fare impresa in questo territorio, sempre avendo grande rispetto per lo stesso, ma il fatto di avere socialità in questo territorio, quindi di avere gruppi folcloristici, di avere persone che vivono e rimangono su questi territori senza emigrare nelle grandi città, significa che in qualche maniera questi tre elementi sono uniti in una simbiosi e quasi viaggiano parallelamente verso un fine comune, che è quello sostanzialmente di preservare, lo ripeto ancora, questo territorio in modo tale che anche le generazioni future possano continuare a fare impresa, possano continuare a socializzare e possano farlo in maniera possibilmente ecologica. La vostra è una realtà da 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ovviamente adesso siamo nell'occhio del ciclone, no? Perché Certo. con i mondiali abbiamo un focus rispetto a queste terre. Si fa però giustamente anche un gran parlare di quella che è la potenziale riapertura degli impianti e di tutto quel flusso turistico di appassionati che poi è il vero business dietro la montagna. Ci sono novità in questo senso? Come si stanno muovendo le cose in generale? Ma innanzitutto siamo molto contenti adesso di poter avere questa prospettiva che molto probabilmente durante la prossima settimana si inizierà ad aprire gli impianti, quindi inizierà questa stagione invernale che fino adesso è stata rinviata per delle cause anche chiaramente molto molto importanti, la pandemia che ci colpisce tutti quanti e fin tanto che la situazione epidemiologica non lo consentiva non era neanche giusto aprire, però adesso sembra che ci siano queste condizioni e quindi siamo molto contenti che la settimana prossima l'attività sciistica, che è un'attività sportiva praticata all'aperto, che quindi di fatto non ha grandi rischi di contagio se non per quello che succede intorno, quindi per quello che succede prima. Attività collaterali. Esatto,
e quello che succede dopo, però l'attività sciistica in senso stretto non è quella il problema. Noi siamo contenti che questa possa partire. Noi abbiamo costruito fin dall'estate scorsa un sistema che in qualche maniera consentisse di trasmettere ai nostri potenziali clienti una sensazione di sicurezza, sempre ritornando in questo concetto principale, we care about you. Quindi abbiamo messo in piedi delle iniziative che possano in qualche maniera rassicurare le persone che vengono a sciare da noi del fatto che appunto i rischi sono minimi. Quindi abbiamo costruito una mappa dello sciatore che viene aggiornata in tempo reale, che consente alle persone di visualizzare per ogni impianto di risalita la frequenza di riempimento di quell'impianto, quindi sostanzialmente le persone possono muoversi sul territorio intelligentemente evitando gli impianti più affollati e quindi evitando i possibili assembramenti. Abbiamo costruito un calendario delle vacanze andando a vedere le serie storiche degli ultimi anni per anche lì visualizzare con delle situazioni tipo il calendario delle autostrade durante l'estate, i giorni cosiddetti da bollino rosso, e i giorni da partenze intelligenti, esatto, per far sì che le persone potessero organizzare la loro vacanza in maniera intelligente. Abbiamo chiaramente definito in maniera molto molto rigida i nostri protocolli per quanto riguarda l'accesso agli impianti di risalita, quindi la distanza, quindi la disinfezione di ogni cabina, quindi la protezione naso-bocca che è obbligatoria su ogni impianto chiuso e anche sugli impianti aperti rispetto ai protocolli che sono stati approvati recentemente. Abbiamo realizzato delle mascherine, abbiamo realizzato degli scaldacollo, i classici buff che vengono utilizzati da tutti gli sciatori, con all'interno una tasca per inserire la mascherina chirurgica, quindi quando si sale sull'impianto di risalita uno si tira sulla mascherina ed è coperto anche da quel punto di vista. E soprattutto abbiamo potenziato in una maniera direi molto 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 grande il nostro sistema di online shopping, in modo tale che le persone possano di fatto acquistare quasi tutti le nostre tessere ski pass attraverso il nostro shop online, in modo tale anche lì da evitare di recarsi al punto vendita, assembramenti, code e quant'altro. Quindi il processo è molto rapido, molto veloce e ci è sembrato opportuno proprio in quest'anno particolare dare un'accelerata anche a questo sistema che era, se vogliamo, un pochino anche il nostro collo di bottiglia. Per riassumere, il tutto nasce proprio per trasmettere alle persone questa idea del we care about you, cioè pensiamo a voi in questo momento e pensiamo a voi in maniera tale che prima di tutto voi possiate sentirvi sicuri quando venite in vacanza da noi. Assolutamente. Io ci butto sempre dentro anche un po' di mio vissuto personale. Anch'io sono cresciuto in una zona alpina, non queste Alpi, altre Alpi, e la mia stagione preferita è l'estate. Ed è una cosa che a volte si fa quasi difficoltà a spiegare a chi non è cresciuto in montagna, perché abitualmente l'immagine che abbiamo è appunto quella dei mondiali di sci. In realtà è una realtà che vive 365 giorni all'anno ed è fondamentale che ci sia questo rovescio della medaglia qualitativamente identico, quindi di altissimo livello sempre. Sì, il paradigma importante che noi stiamo cercando di portare avanti, assieme appunto al concetto di We Care About You e a questo posizionamento ecosostenibile, è proprio quello di valorizzare il territorio delle Dolomiti a 360 gradi e 365 giorni all'anno. Le Dolomiti sono una destinazione che ha un potenziale enorme a livello internazionale, proprio perché benché non sia geograficamente collocata come un territorio geopolitico, perché è piazzata su 3 province, però di fatto è un territorio che è conosciuto in tutto il mondo e che dove non è conosciuto può essere facilmente trasmesso, può essere facilmente comunicato, perché è un territorio che ha una grande potenzialità. È chiaro che per fare questo bisogna pensarla anche rispetto a un'estate, che è un contesto assolutamente fondamentale per noi, e anche lì noi siamo impiantisti in prima battuta, però l'impianto di risalita proprio d'estate può essere ancora di più valorizzato per conoscere ed andare ad apprezzare la montagna, anche l'alta montagna, in maniera pulita. Torno sul discorso della sostenibilità che facevo prima. Certo. L'impianto di risalita non è nient'altro che un sistema un mezzo di trasporto d'estate che consente di portare le persone dalla valle all'alta montagna, e lo fa in maniera pulita perché viene, diciamo così, alimentato da energia verde, energia idroelettrica che nelle nostre valli viene prodotta. È uno strumento che, se viene smantellato in pochissime settimane, il territorio ritorna nella sua situazione originaria, quindi non è come un tunnel scavato all'interno di una montagna. Certo. E anche in questo senso io dico sempre: il paradosso è che le società che producono questi impianti di risalita vengono chiamati nelle più grandi metropoli del mondo, Rio de Janeiro, Città del Messico, Miami,
per risolvere i problemi del traffico e dell'inquinamento e per costruire sostanzialmente lì degli impianti di funiviari piuttosto che metropolitani di superficie. Da noi invece in montagna l'impianto risalita viene visto come una sorta di mostro. È lì che deve succedere questo passaggio per far sì che d'estate l'impianto risalita venga utilizzato dalle persone per lasciare possibilmente l'automobile in garage o in albergo, e perché sostanzialmente si possa andare in alta montagna, si possa godere l'alta montagna anche per le persone che magari non possono camminare o non possono camminare così frequentemente o così lungamente come altri sostanzialmente. Ci hai raccontato come vi state preparando anche in termini generali rispetto all'estate che verrà. Vorrei chiudere con una domanda che è anche un po' una curiosità mia personale, perché al giorno d'oggi mi sembra che la customer care sia al centro di tutto quello che è il servizio che viene offerto. Si parla di experience, no? Bisogna sempre cercare di coccolare chi viene e di avvolgerlo a 360 gradi. Quanto è importante il dialogo con col vostro pubblico, soprattutto oggi che ci sono esigenze nuove, moderne, sempre che cambiano all'ordine del giorno, per offrire poi un servizio che sia di così grande successo? Direi che è fondamentale e direi che hai toccato un tasto assolutamente importantissimo per noi nel ventaglio delle ipotesi che abbiamo e delle possibilità che abbiamo in termini di marketing. La comunicazione diretta con il nostro cliente è per noi talmente importante che abbiamo costruito una community e il nostro obiettivo è quello del cosiddetto one-to-one marketing, quindi di andare a parlare singolarmente con ciascuna persona e di costruirgli sostanzialmente una risposta specifica alle sue specifiche esigenze, quindi di dargli un servizio completamente clusterizzato, se vogliamo. Questo è il grandissimo obiettivo, che ovviamente non è una cosa che si fa da un giorno all'altro. Si costruisce col tempo, ovviamente. Esatto, però abbiamo messo in piedi questa community dal punto di vista digitale proprio per poter far sì che gli utenti ci comunichino quali sono i loro desiderata e noi possiamo andare incontro alle loro esigenze nella maniera più efficace e efficiente possibile. Io ringrazio Marco Pappalardo, direttore marketing di Dolomiti Superski, grazie al quale abbiamo fatto un viaggio, diciamo, nelle Dolomiti che oggi, vi ricordo, hanno visto i primi 2 Super G. All'interno dei 2 Super G c'è stato anche il nostro azzurro Christoph Innerhofer, oggi non al suo meglio, ma comunque lo aspettiamo in discesa, e ne approfitto quindi per salutarti nuovamente, grazie di essere stato con noi. Grazie. E per lasciare a voi invece la storia di Christoph Innerhofer. È tutta colpa di Alberto se Christoph Innerhofer ha deciso di diventare uno sciatore vero. Uno di quelli che lo fa non soltanto per divertirsi, ma anche come mestiere, come lavoro. Per quelli della sua generazione, nati negli anni '80, vedere Tomba scendere è stata la cosa più emozionante di tutte. Con il suo stile unico e potente, ti saresti reso conto che era lui, anche se fosse sceso senza il pettorale o senza la tuta azzurra, perché lui era l'unico che sciava così. Muscolare, aggressivo, si mangiava la pista, un boccone alla volta, porta dopo porta. E Christoph, da casa, la guardava con il naso incollato alla televisione, come facevano tutti quanti gli italiani, mica solo quelli che sciavano. Nel 1988, l'anno delle Olimpiadi di Calgary, hanno persino interrotto la diretta del Festival di Sanremo, per far vedere la seconda manche dello slalom speciale in cui scendeva lui, Alberto Tomba. Neppure Pippo Baudo se lo sarebbe mai voluto perdere. Trovarsi davanti allo schermo di casa per guardarlo sciare era un rito per tutte le famiglie italiane. Inner restava incantato a guardarlo scendere e quando andava poi in pista cercava in tutte le maniere di imitarne i gesti. Se Christopher ha iniziato a sciare, il merito è da dividere tra le sue montagne e la sua famiglia, ma se non ha mollato di fronte alle difficoltà, lo deve anche al suo mito d'infanzia, Albertone nazionale. Perché a fare lo sciatore le difficoltà si incontrano per forza e lui nel corso degli anni non se n'è fatta di certo mancare nessuna. Schiena, gambe, testa, la carriera di uno sciatore è spesso simile ad un bollettino di guerra e quando accumuli un po' di stagioni i termini medici li finisci col conoscere quasi tutti, purtroppo. Ma la primissima cosa che ha dovuto affrontare Christoph Innerhofer quando era ancora un bambino non è stato un infortunio, ma bensì la sua taglia extra small. Chris era sempre il più magro e il più basso di tutta la classe.
Per crescere sembrava che facesse il doppio della fatica di tutti gli altri. Christopher Innerhofer è nato con 2 mesi d'anticipo. Sua mamma dice che aveva una gran fretta di uscire per cominciare a giocare e combinare disastri. Ma la verità è che il primo mese di vita l'ha passato dentro un'incubatrice. A scuola, poi, Inner era il più piccolo del gruppo, ma nessun dubbio sul fatto che fosse anche il più attivo tra tutti gli studenti. Era davvero impossibile stargli dietro, non se ne stava mai fermo ed era sempre impegnato a inventarsi qualcosa di nuovo da fare. Con il passare degli anni, alcune cose ha iniziato a dimenticarsele, ma dei suoi giochi di bambino Inner racconta e ricorda ancora tantissimo. Ha fatto il bambino come ognuno sogna di fare, senza se e senza ma. La sua generazione ha avuto delle possibilità migliori rispetto a quella dei suoi e nostri genitori, che di tempo per divertirsi spesso ne hanno avuto davvero poco. Quando Inner ripensa spesso a suo padre, per esempio. Lui da giovane era un prodigio dello slittino su pista naturale, ma a 14 anni soltanto aveva già dovuto rinunciarci completamente e cominciare a lavorare. Perché a quei tempi funzionava così, e se serviva ti dovevi rimboccare le maniche presto. Se venivi da una famiglia numerosa, come quella di Inner, dovevi iniziare a guadagnare qualcosa, perché questo voleva dire avere una bocca in meno da sfamare e una bocca in più che portava denaro in casa. E le bocche di ragazzi di montagna, se possono, mangiano anche per 2. Mentre invece per Christopher e per i suoi compagni era diverso. Avevano la possibilità di giocare e di esplorare e loro se la sono presa tutta, gustandosela fino all'ultimo boccone. I loro passatempi preferiti, magari, possono sembrare antichi se raccontati oggi che siamo nell'era digitale, quella dei videogiochi e dei cellulari sempre collegati. Ma per loro quelle erano piccole grandi avventure, lunghe un giorno, da scartare una per volta, come il calendario dell'avvento. A volte scendevano la pista sopra uno slittino, come faceva il suo papà quando era piccolo, mentre in altre occasioni facevano dei piccoli trampolini con la neve dietro casa e andavano a saltarli con gli sci. Giocavano a hockey oppure a baseball, ma le sue esplorazioni preferite erano decisamente quelle che finivano dentro al bosco, come per esempio costruire delle dighe sui riscelli, spremendosi il cervello al massimo per tirar su una struttura che reggesse l'urto dell'acqua. Oppure a Christopher Innerhofer piaceva il nascondino. Giocare a nascondino in un bosco, vi assicuro che è molto più divertente che farlo dentro una casa chiusa. Quella di Inner è stata un'infanzia magnifica. E se lui può raccontarla esattamente così, è merito dei suoi genitori e dei loro grandi sacrifici. Il babbo di Inner, messo quasi subito via lo slittino riposto nel garage, aveva iniziato a lavorare nei campi e nei meleti per racimolare qualche soldo in più e aiutare in casa. Poi, più tardi, era finito a lavorare in una carrozzeria. Sua mamma, invece, faceva la cameriera. Inner, da piccolo, non si accorgeva fino in fondo dei loro sacrifici, non poteva capirli del tutto come invece fa adesso, che è un grande campione, un uomo adulto. Quando è stato il momento di scegliere quale sport volesse fare sul serio, la loro opinione è stata fondamentale per il piccolo Chris. Perché a lui lo sci è piaciuto fin da subito, è vero, ma il suo carattere esuberante gli faceva piacere qualunque attività all'aperto che lui proponesse. E quindi la loro guida gli è servita e come per imparare ad apprezzare fino in fondo la bellezza dello sci. Da bambino ti piace quasi tutto, ma quel tutto lui lo scoprì grazie ai suoi genitori. A parte forse il calcio, che vabbè, in Italia piace a tutti quanti. È ovvio che suo papà avesse una passione speciale per la neve e che volesse dare a Christopher e a sua sorella Sabrina una chance nello sport. Quella stessa chance di cui lui si sentiva in credito con l'universo. Ma è soltanto ora che Chris è un uomo fatto che si rende conto di quanto sia stato un privilegio che del suo divertimento i suoi genitori abbiano fatto per anni una priorità. Christopher con lo sci ha dimostrato subito di andare molto d'accordo e la sua crescita tecnica è stata costante e soddisfacente.
Quasi tutto gli veniva naturale e su quello che non lo faceva ci lavorava con una passione feroce. La crescita fisica invece zoppicava ancora un po'. Inner continuava ad essere il più piccolino di tutti e quando scendeva in pista sembrava quasi che si fosse messo addosso la tuta di un cugino più grande, visto che ci si perdeva dentro. In prima superiore era alto 1,60 e pesava solamente 44 kg, come i gatti in fila per 6 col resto di 2. Sembrava il rametto secco di un albero. E quando poi a casa passava le ore a guardare quel concentrato di muscoli e di potenza che era Alberto Tompa a scendere, si ripeteva: io voglio diventare come lui, ma il traguardo sembrava lontanissimo col suo fisico. Neppure immaginava quante montagne ci fossero in mezzo da scalare per provare anche soltanto ad andargli vicino. Montagne alte coperte di neve fresca, che per scenderle devi inventarti un fuoripista coraggioso. Visto che con gli sci andava forte, Chris, i suoi decisero di mandarlo alla scuola superiore di sport a Malles, così che potesse avere le possibilità migliori per provare ad emergere davvero. Per potersi permettere la retta della scuola, sua mamma iniziò anche un secondo lavoro, di notte in una panetteria. Quando lo racconta a Inner sembra ieri che lei lo recuperava appena finita la scuola, nei ritagli del lavoro da cameriera. Lo portava in macchina fino ai piedi delle piste e restava lì a sciare con lui. In macchina mangiavano anche, al volo, e poi si cambiava e iniziava l'allenamento vero di Inner. Quando il sole poi scendeva e tornavano insieme a casa, a mezzanotte, poi, quando Chris ormai sfinito se ne andava a letto, sua madre prendeva armi e bagagli e andava a lavorare in panetteria. Hanno avuto davvero le spalle larghe i suoi genitori, soprattutto in quei primi anni trascorsi a Malles, perché i risultati iniziarono a scarseggiare un po' e a Christopher Innerhofer era venuto anche il desiderio di smettere. Loro non mancavano mai alle gare nei weekend e spesso riuscivano a venire tutte e due per guardarlo. Nella primissima discesa libera della sua vita, a Christopher hanno assegnato il pettorale numero 117 e quindi prima di lui erano già scesi 116 ragazzi e 90 ragazze, rendendo la pista un campo di patate pieno di imperfezioni. Nell'ultima S ha incrociato lo sci ed è volato via, franando al suolo. Prima gara e ha rotto capsula del ginocchio sinistro e collaterale e il femore. Quando, dopo un anno, è riuscito a tornare in pista, faceva una tale fatica da sentirsi quasi depresso. In alcune gare di slalom ha preso anche 10 secondi di distacco dai coetanei più forti. 10 secondi, neppure in una maratona. E quando ha pensato di smettere e di abbandonare, sono stati ancora loro, i suoi genitori, i genitori di Christopher Innerhofer, a farsi forti per lui e a spingerlo a continuare. L'estate successiva gli è scattato come un click dentro. Qualcosa che è stato un misto di fortuna e di volontà, servono entrambe, visto che nel suo paesino, dove era tornato per passare i mesi senza la scuola, avevano aperto la prima palestra. La prima palestra nella storia del paese, proprio quando Chris stava pensando di smettere. Questo era un segno del destino. Per settimane intere si è chiuso lì dentro a lavorare sul suo corpo. Finalmente anche la natura ha cominciato a rispondere presente e quando è tornato a scuola a settembre, Chris era 12 cm più alto e 10 kg più grosso di quando era andato via. Gli era veramente cambiato qualcosa nella testa, che pure è sempre stata quella di un lavoratore, la sua, ma dopo quell'estate tutto si moltiplicò all'ennesima potenza. Pensate che una volta, appena tornati da un allenamento molto duro sullo Stelvio, mentre tutti erano rientrati a riposare in camera sfiniti dalla giornata, Christopher si era messo a correre da solo all'aperto, per sciogliere l'acido lattico del lavoro sugli sci. Non è stata di certo quella singola corsa a farlo diventare un atleta migliore, ma sentire addosso l'adrenalina di un allenamento così duro portato a termine, mentre tutti erano in branda a riposare, lo ha fatto sentire speciale, carico come non mai, quasi un uomo in missione. Da quel momento lì in avanti è stato tutto chiaro, doveva fare quello che poteva per arrivare al livello più alto. Comunque, non è che basti crederci per far succedere le cose, anzi,
Le montagne da superare erano ancora moltissime e tante tra queste gli sono costate una fatica pazzesca. Nel 2003, dopo aver preso il diploma, è stato tesserato dalle Fiamme Gialle. Tesserato non arruolato, però, il che significava difendere i colori dell'arma sciando, ma ancora non esserne riuscito a farne veramente un lavoro. Doveva trovare un modo per guadagnare qualche soldo. Non voleva più chiedere ai suoi genitori i soldi per fare le sue cose. Ed è così che Christopher è finito a lavorare come operaio in un cantiere edile. Avrebbe anche potuto fare un lavoro d'ufficio. In fondo il suo diploma era di ragioneria, ma la ditta del cantiere era di proprietà di un maestro di sci. E questo gli dava il permesso, in autunno, di tornarsene liberamente sulla neve. Dopo il primo giorno di lavoro, passato a smontare, montare, rimontare ponteggi per 10 ore filate, Christo Finnerhofer aveva le gambe e le braccia in fiamme. Ebbe a dire: questo è stato il miglior allenamento della mia vita. Il capocantiere gli rispose: non ti serve la preparazione se lavori qui con me. E aveva ragione. Chris arrivò in autunno più allenato che mai. Passava i giorni al cantiere, al lavoro, contando quante notti mancavano prima di poter tornare sulla neve. Ancora 3 notti e vado, ancora 2 notti e vado, esattamente come fanno i bambini con i giorni che mancano a Natale. Per quanto fare l'operaio gli sia servito molto, quando è entrato definitivamente nelle Fiamme Gialle si sono resi conto di quanto fosse bello essere un atleta a tutto tondo. Ti puoi allenare come vuoi, quando vuoi, puoi alternare gli orari che preferisci, decidere tu la tua routine e il tuo riposo. Di certo sono libertà che in cantiere ti puoi soltanto sognare. Chris è arrivato un po' tardi al professionismo e forse anche per questo che continua a tenerselo stretto con tutte le sue forze. Nel mondo dei professionisti la sua crescita è stata costante e i risultati ne sono arrivati di conseguenza, facendola arrivare in alto poco alla volta, fino anche a toccare le vette più ambite. Il problema di vincere qualcosa però è che ti crea una dipendenza. Chi non ha mai vinto nulla non può sapere quanto sia bello farlo. Non può mancarti quello che non conosci. Ma quando sei bravo abbastanza da assaggiare una medaglia, il gusto poi ti resta in bocca. E finché non ci ritorni ti tormenta. Diventa un desiderio fortissimo. Vuoi averne ancora e questo ti accende un fuoco che prima non avevi. Non sapevi di averlo, non potevi averlo. Almeno non così. Christo Finnerhofer ha vinto a Bormio nel 2008, partendo con il pettorale numero 1. Ha vinto l'oro ai mondiali del 2011. Ha preso un argento alle Olimpiadi di Sochi, celebrandolo rotolandosi come un pazzo nella neve. Sono tutte sensazioni che non ti puoi dimenticare, che ti restano addosso e che non se ne andranno mai. A cui aggiungere, perché no, incrociando le dita, un nuovo capitolo qui a Cortina 2021. Ed è anche per queste sensazioni che Christo Finnerhofer è ancora in giro, nel circo bianco, a farci vedere il suo sci. Perché alla stessa adrenalina di sempre può aggiungere anche il sapore di queste immagini. E dopo un po', quando inizia a mancargli il sapore del podio, inizia a sentirne il profumo nell'aria. Ogni giorno in cui Chris mette gli sci, si gode la sensazione della velocità, che è un brivido inspiegabile e che lo accompagna per mano scendendo dalla pista, come un fratello sempre con lui. Anni dopo il suo ingresso nel circuito, Christo Finnerhofer ha anche avuto il piacere di conoscere Alberto Tomba, ma non ha mai avuto modo di dirgli che questa sua grande passione fortissima che sente è responsabilità a metà proprio di Albertone. Uno se ne dimentica, si tende a sottovalutarlo, ma Alberto Tomba, nelle sterzate della sua straordinaria carriera, ha dato a questo sport un gusto unico nella bocca di tantissimi ragazzi. Del gusto che sente Finnerhofer quando scende, allora, ringraziamo in egual misura Tomba e i suoi genitori. Alziamo un calice a tutti loro e facciamo un brindisi. Forza Christopher, hai ancora molte cose per cui lottare in pista. E la prima cosa per cui potrà lottare in pista Christopher sarà la discesa in programma nel weekend. Lo aspettiamo, come aspettiamo anche il nostro Domme Paris. Vi abbiamo raccontato la storia di Christo Finnerhofer, che è una storia che sembra quasi un romanzo di formazione, quella di un ragazzino che faticava a crescere
e che con l'ispirazione di Alberto Tomba, con la fatica dei suoi genitori, è riuscito a crearsi le sue certezze e le sue sicurezze. E parlare di sicurezze e di sicurezza mi permette di introdurre gli ultimi ospiti della nostra giornata, che sono Massimiliano Magon e Giancarlo De Fina, in rappresentanza di Mondial Pole. Grazie di essere venuti e grazie di essere qua. Grazie a voi. Allora, io partirei da quello che ho sperimentato in prima persona questa mattina. Questa mattina nel salire verso le Tofane ho visto a ogni angolo, veramente a ogni angolo, la vostra presenza e mi sono proprio interrogato su quanto deve essere complesso e quanti sono gli elementi che si devono valutare nell'organizzare un evento, la sicurezza in un evento di questo tipo. Parto da te, Giancarlo. Ho parto da Massimiliano, cambiato. Ok, dai. Per anzianità hai indicato te. Bene, bene. E quindi ti chiedo, quali sono le principali criticità che uno deve tenere in considerazione quando pensa alla sicurezza di un evento così importante? Ma diciamo che questo evento ha una particolarità in più rispetto all'evento tradizionale. Comunque, normalmente un evento di questo tipo si inizia a programmare 12 mesi prima come minimo, per cui ci sono prima una serie di indicazioni fatte in questo caso, da persone come me e Giancarlo. Noi siamo security manager di Mondial Pole, quindi persone certificate per fare un'analisi di quelli che sono i rischi di una manifestazione di questo tipo. Con chi organizza l'evento si cerca di capire quali saranno le caratteristiche dell'evento, si valutano i rischi interni e anche quelli esterni. E da qui si instaura quello che è il piano operativo, quindi poi decidiamo quanti uomini utilizzare, con che orari, in che postazioni. Nasce poi un periodo di formazione, perché il personale viene formato in maniera specifica per quell'evento. In particolare noi per Cortina abbiamo fatto una formazione di circa 16 ore solo e esclusivamente per le modalità operative di Cortina 2021, e questa è lo standard. C'è tutta la parte organizzativa, per cui in questo caso ci sono attrezzature particolari, perché in giornate come oggi lavoriamo sotto zero giorno e notte, e l'alloggio per i nostri collaboratori e tutto quello che ne consegue. Abbiamo strutturato a Cortina 2020 una sala operativa mobile per coordinare il nostro personale, e quest'anno si è aggiunta poi la problematica Covid, per cui ci ha purtroppo sottratto la possibilità di vedere il pubblico, che comunque ha delle sue caratteristiche, delle sue criticità, ma nello stesso tempo ha fatto sì che anche noi, come tutti, siamo entrati in questa bolla di controllo anti-Covid, e quindi è una particolarità diversa che è stata comunque gestita assieme alla fondazione che ha organizzato e che ci vede ogni giorno monitorare e controllare, come tutti noi e come tutti voi, il nostro stato di salute. Giancarlo, ogni storia aziendale è una storia di idee, una storia di progetti che poi diventano realtà. Qual è la storia dietro Mondial Pole e soprattutto della sua presenza in questo territorio, nel territorio del Triveneto? Allora, il Mondial Pole nasce, la storia della vigilanza nella provincia di Belluno nasce nel 1973, sono circa 50 anni che siamo presenti in tutto il territorio del bellunese, e eravamo presenti allora con una piccola flotta di uomini, circa una cinquantina di uomini, e poi man mano ci siamo ampliati, e ora non siamo solo presenti nella provincia di Belluno, ma siamo presenti in tutto il Triveneto. Copriamo tutte le province del Friuli, copriamo quasi tutte le province della regione Veneto, e poi tutta la parte Lombardia, Piemonte e altre regioni, perché siamo presenti in Liguria, in Toscana, nelle Marche, nell'Umbria, in Sardegna, siamo presenti in tutta Italia. A Belluno siamo presenti così da tanti anni, quindi ci conoscono, e proprio con Fondazione avevamo già lavorato anche gli anni scorsi quando facevano le gare di Coppa del Mondo, e quindi con Fondazione già lavoravamo prima, ci conosceva, sapeva quali erano le nostre caratteristiche, le nostre capacità, e quindi ci ha scelto anche per questo motivo. E siamo sempre stati presenti qui. Cosa dire? Poi che poi il Mondial, poi il vero e proprio, perché il Belluno, la società è la proprietà di questa società che allora era solo Belluno, ma poi è diventata a livello nazionale, è una famiglia, la famiglia Mura, la signora Mura, e nasce nel 1927 questa nostra società. Parte il fondatore è il signor Congio Luigi, il nonno degli attuali proprietari, poi passa di mano alla figlia, la signora Congiu Ines,
poi la signora Congio si sposa con Mura e Fisio, quindi prende il nome Mura, e diciamo poi adesso c'è la terza generazione, che sono i figli Fabio e Marco, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione, e sono loro, diciamo, che gestiscono a livello nazionale questo. Fra poco entrerà anche la quarta generazione, perché c'è il figlio di Fabio Mura, il figlio Francesco, che già è inserito nella società e quindi già sta iniziando anche lui a lavorare. Mondial poi in questo momento occupa in Italia circa 4.000 dipendenti, con un fatturato di circa 260 milioni annui. Non trattiamo solamente vigilanza, ma diciamo lavoriamo a 360 gradi, oltre che alla classica tradizionale vigilanza, che sono le ispezioni, i collegamenti allarmi, i piantonamenti, cose di questo genere. Noi facciamo la gestione dei valori. Infatti noi siamo iscritti all'albo del gestore di contante, perché gestiamo anche tutta la movimentazione del denaro tra le banche, le poste, la grande distribuzione, e quindi raccogliamo questo denaro, viene poi lavorato nelle sale di contazione, poi versato poi in Banca d'Italia, oppure riportato presso le varie agenzie. Questo, diciamo, con un grande impegno, perché sono dei lavori molto particolari che richiedono una preparazione degli uomini molto particolare, quindi i nostri uomini tutti gli anni agli uomini vengono fatti dei corsi di aggiornamento, sia pratici che teorici. Perché? Perché le operatività sono molto delicate, molto rischiose, e quindi gli uomini vengono preparati anche sotto questo aspetto, per essere pronti per qualsiasi evenienza. Logicamente abbiamo anche una flotta di furgoni e mezzi per fare questa tipologia di servizio. Siamo in Italia una grandissima azienda, perché siamo probabilmente sul trasporto valori la prima azienda di gestione valori, ma siamo anche una grandissima azienda sotto l'aspetto della vigilanza. Ora ci stiamo impegnando in particolar modo nello sviluppo ancora della vigilanza, utilizzando non solo il classico, ma logicamente con la tecnologia, installazione di impianti, installazione di telecamere, installazione di attrezzature particolari per la gestione della sicurezza. Abbiamo fatto anche fare dei corsi ad alcuni personali per l'utilizzo di droni. Qui a Cortina non li abbiamo portati per ovvi motivi di sicurezza, non è stato permesso di portarli, perché diciamo che forse non serviva, mancando il pubblico, però abbiamo anche questo tipo di attività. Cosa dire di più di Mondial? Sì, come dicevo prima, la nostra presenza, siamo diciamo un grosso gruppo, quindi anche se è a livello familiare, non è un'aziendina, è un'azienda comunque si è evoluta. Si è evoluta, siamo i primi ad essere iscritti in borsa, quindi è il primo istituto in Italia che ha fatto questo. E poi diciamo, sì, non diventa un po' difficile. No, ma è normale che quando si ha passione per il proprio lavoro è naturale andare a toccare tutti i punti, no? Certo. I punti focali. Sicuramente una storia di famiglia, di 4 generazioni, che diventa qualcosa di più, qualcosa di molto più grande, e questo la dice lunga sulla qualità del servizio. Un viaggio esaustivo, però vorrei chiedervi ancora una cosa, che è anche una curiosità mia personale. Qui abbiamo avuto la fortuna finora di sentire sempre persone molto appassionate del proprio lavoro, e voi siete sicuramente tra queste. Immagino che quando il tuo business, passatemi il termine, è la sicurezza, ci sia anche una vocazione dietro, perché comunque ci si deve proprio prendere cura della persona, e quindi come si arriva a scegliere una carriera, a indirizzarsi in questo campo. Non so chi Diciamo che allora tradizionalmente l'attività in cui noi operiamo storicamente veniva vista come un'attività di seconda scelta, no? Si diceva, uno non sa cosa fare, va a fare attività di sicurezza. In questi anni invece il settore è evoluto in maniera molto importante, per cui chi sceglie di fare attività di sicurezza, soprattutto in realtà come Mondialpol, che spaziano, diciamo, in vari ambiti all'interno del mondo della sicurezza, è una persona che è anche alla ricerca di stimoli nuovi e di settori nuovi.
noi oggi siamo qui in Cortina 2021, mancando diciamo il pubblico siamo un po' più spostati sulla sicurezza tradizionale, quindi con le guardie giurate armate, tuteliamo i beni, insomma, e garantiamo un certo tipo di sicurezza. Però il nostro personale è abituato anche a garantire la sicurezza che normalmente si vede negli eventi, quindi senza l'idea dell'arma, una sicurezza che serve fondamentalmente a far sì che tutti possano andare e divertirsi a un evento senza rischiare. Purtroppo gli eventi di Piazza San Carlo di Torino hanno dato dei segnali importanti, per cui anche la sicurezza di manifestazioni deve essere strutturata in un modo professionale proprio per farci stare tutti tranquilli. E quindi le guardie che scelgono questo lavoro purtroppo sanno che diciamo quando gli altri si divertono loro lavorano, perché di notte lavorano, a Natale lavorano, a Capodanno lavorano, però possono fare qualcosa in più. Prova ne sia che il nostro è un settore, come diceva prima anche Giancarlo, lavorando anche nel settore valori e altro, noi siamo ricompresi nei servizi pubblici essenziali, quindi è stato riconosciuto che il lavoro che noi facciamo serve proprio per far funzionare le attività, ma non solo questo, ma serve anche a noi cittadini per vivere tranquillamente, perché immaginiamo che noi non andiamo a ormai vabbè usiamo tutti il contante elettronico, ma non portiamo il valore, che sembra una cosa così lontana da noi, ma se non possiamo andare a fare il bancomat perché non è passato il furgone Mondiapol a riprenderlo, comunque ci toglie della libertà. Certo. Stessa cosa se usciamo per divertirci e fanno un furto a casa e torniamo, se magari Mondialpol non avevamo un servizio con Mondialpol, rischiamo che torniamo, invece che tornare a casa divertiti, Esatto. ci portano via qualcosa. Quindi è un lavoro in completa evoluzione, è stimolante, infatti è piacevole sentire tutta la storia, perché vuol dire che noi abbiamo una storia dietro, non è un'attività così partita nel breve, quindi è un'attività che è partita tanti anni fa, ma che ha lungimiranza e che ci fa conoscere. Oggi diciamo che tutto quello che il settore della sicurezza dà, chi lavora in Mondiapol può farlo. Poi chiaramente spetta a ognuno di noi cercare di evolversi e di avere la volontà di farlo. Chiaro, infatti penso siano tematiche molto interessanti, come vi dicevo prima mentre andava la storia di Inner, io stesso, no? Uno va a una partita sportiva piuttosto che a un concerto o un evento come questo e lo vive da semplice spettatore senza rendersi conto, finché non è dietro le quinte, di quanto importante e fondamentale sia il vostro apporto e il vostro lavoro. Io ringrazio nuovamente Massimiliano Magon e Giancarlo De Fina di Mondialpol e approfitto della vostra presenza per lanciare l'ultimo servizio di oggi. Vi abbiamo preparato un'ultima storia, un'ultima sorpresa. È stato qua già a trovarci, stiamo parlando di Christian Gredina, grandissima leggenda cortinese e grandissima leggenda azzurra. Ci ha raccontato la sua storia, l'abbiamo trasformata in uno storytelling per voi. È una storia tosta, però è anche una storia molto bella, e con questa vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. A contarli per bene sono passati 30 anni, ma a lui sembra ancora come se fosse successo ieri. Quello era il suo primo anno a grande livello, quello che sarebbe stato della sua esplosione. A quei tempi la stagione iniziava sempre con 2 discese libere in fila e Christian Gredina partì alla grande, con 2 podi praticamente da atleta sconosciuto. Si ritrovò così alla vigilia di Kitzbühel in testa alla classifica generale. All'epoca ancora non esisteva il pettorale rosso come lo conosciamo oggi, ma lui era comunque davanti a tutti. Quella sarebbe stata anche la sua prima volta a Kitzbühel, e questo basta a mettere in guardia qualunque sciatore del mondo ancora oggi. In più, era anche la stagione del 50° della pista di Kitz e l'attesa per la gara era davvero alle stelle. Quell'anno c'era pochissima neve, ma si fece il possibile per correre lo stesso. Si doveva scendere a tutti i costi. Per cui si inventarono una discesa più corta, ma da disputare in 2 manche, in cui poi si sarebbero sommati i tempi, un po' come si fa con il gigante. È un dato statistico più unico che raro nella storia dello sci, ma si sa che a Kitz possono fare di tutto. Durante la prima manche, Gredina ha perso l'equilibrio ed è caduto. La velocità era supersonica. È scivolato sulla neve, attraversando le reti e finendo a sbattere contro una fune d'acciaio. L'ha colpita appena sotto l'ascella, per fortuna, perché se l'avesse presa sul collo gli sarebbe andata molto peggio di così. Nell'impatto si è rotto 2 costole
In più il colpo lo ha fatto schizzare via come una molla e lo ha fatto prendere una gran capocciata al suolo che gli ha provocato una commozione cerebrale. I medici dissero che per almeno un mese Christian Ghedina doveva starsene buono a riposo. Ma accettarlo per uno col carattere di Christian e soprattutto per un ventenne in testa alla classifica di Coppa del Mondo non era assolutamente semplice. Lo costrinsero a saltare le 2 gare successive, disputate in Val d'Isère. Poi la sorte giocò le sue carte e decise di intervenire. Nell'inverno del 1990 la neve scarseggiava un po' dappertutto ed erano molto poche le località in grado di garantire una pista adeguata. Cortina, casa sua, casa di Christian, si era candidata con successo ad ospitare una gara tra quelle da recuperare. E la notizia aveva mandato in fibrillazione tutto il paese. La Coppa del Mondo degli uomini mancava da tanti anni su queste nevi ed era ora che tornasse su queste montagne storiche. Christian iniziò a chiamare tutti i dottori che conosceva, pur di farsi dare l'ok a partecipare da almeno uno di loro. Pratica molto italiana, certo, ma anche un sintomo di passione indomabile. Erano passati soltanto 15 giorni dal suo terribile incidente, ma lui sentiva che non poteva assolutamente mancare l'appuntamento. Diceva a tutti, mentendo, di non avere nessun dolore, di sentirsi alla grande, anche se ovviamente non era vero. Christian Ghedina ha rotto le palle a tutti fino al punto in cui non hanno potuto fare altro che dirgli «Sì, vai a sciare». Christian vinse quella gara in casa ed è sicuramente il suo trionfo più bello in assoluto. Impossibile da eguagliare. È stato anche il primo italiano a vincere a Kiez nel 98, ma niente poté pareggiare l'emozione di vincere sulla pista di casa e sulla neve che chiama sua. La stampa italiana pompava la sua storia, creando paragoni con il passato, come fanno sempre quando c'è un giovane emergente. E lui combatteva a testa alta contro i grandi nomi dell'epoca, gente che poi sarebbe passata alla storia. Erano la vecchia guardia dei discesisti, un periodo magico per la disciplina, da Einser a Zurbriggen. C'era talmente tanta gente quel giorno a Cortina intorno alla pista che sembrava più il carnevale di Rio che non una gara della Coppa del Mondo di sci. La vittoria del 90 di Christian fu un tripudio per tutti. Mandarono persino la banda a suonare fuori dalla sua porta di casa per festeggiare. Non è il solo bel ricordo che ha Christian Ghedina, ha avuto una carriera unica. Non è neppure la sua unica vittoria. Ma ci sono tante ragioni per cui quel giorno è il più speciale di tutti. Su quelle montagne, sulla neve di Cortina, lui era diventato grande. Su quei pendii c'era tutta la sua infanzia, nascosta in mezzo ai boschetti e alla neve fresca dove faceva i fuoripista da bambino. Tutto ciò che gli era successo di importante era successo lì. La casa della sua famiglia era sul monte, verso le Tofane, e lui poteva mettere e togliere gli sci direttamente sulla porta di casa. I suoi genitori, in casa Ghedina, non avevano mai fatto mancare lo sport, a lui e alle sue sorelle. All'inizio, a dire il vero, Christian era un po' indeciso tra lo sci e l'hockey, perché anche i pattini gli piacevano parecchio. Partì con l'hockey. I suoi genitori lo accompagnavano sempre all'allenamento, ma il patto tra di loro era che il ritorno doveva farselo a piedi. Più di 1 chilometro, con la sacca dell'allenamento, di sera, sotto zero e a volte con la neve. Per questo decise di passare allo sci. Così almeno quando finiva di allenarsi non doveva fare ulteriori sfacchinate per tornare a casa. Per fortuna nostra e anche sua, ha deciso di darsi allo sci. Sua madre lo portava spesso a sciare ed è da lei che Christian ha preso il carattere e la passione. Lei fu la prima maestra donna della scuola di sci di Cortina, che è un'istituzione antica e anche piuttosto tradizionalista. Secondo il suo statuto, quello del maestro era una professione prettamente maschile, ma sua mamma Adriana si impegnò e insistette al punto che dovettero ammetterla per forza. Anche la testa dura, Christian, l'ha ereditata da lei. Andavano sempre in giro insieme e lei gli ha insegnato tutto quello che sapeva. A loro due, insieme, piaceva andare a fare i salti, oppure andare a sciare sulla neve fresca,
o girare per i boschetti nel tentativo di creare sentieri nuovi, tutti loro. Christian e Adriana avevano lo stesso identico carattere coraggioso e avventuroso. Quando Christian non aveva la lezione di sci programmata, una volta tornato a casa da scuola, correva comunque a mettere gli scarponi e andava avanti fino a che gli impianti erano aperti, su e giù. Non aveva idoli o sogni particolari, Christian. Non desiderava diventare un campione o arrivare in Coppa del Mondo. Christian, bambino, voleva solo sciare. Voleva sciare come faceva lei. La signora Adriana è morta in un incidente sugli sci, quando Christian aveva 15 anni e le sue sorelle 17 e 11. È stato un eccesso di sicurezza, il suo. Ha fatto un fuoripista sul canalino nord della Cristallo, che oggi porta il suo nome, Adriana. Come ogni volta in cui si organizzava un'uscita, anche in quel caso chiese a Christian di unirsi a lei, ma quel giorno Christian disse no. Ripetutamente disse no. Aveva un sesto senso. Tecnicamente fu un incidente stupido, con gli sci che si incrociano e una caduta di 600 metri. All'epoca non era come oggi, che puoi usare il telefonino, che puoi chiedere aiuto. Suo padre si precipitò da lei, la trovò con una frattura esposta e molto sofferente. Lei gli disse: Angelo, non è possibile morire in questa maniera. Lui corse disperato a chiamare soccorso, ma lei morì sotto i ferri il mattino seguente. Al signor Ghedina, il padre di Christian, è toccato il compito più difficile: crescere 3 figli, mantenere una casa e un negozio tutto da solo. Lui è un tipo pragmatico, quasi tedesco in queste cose. Tornando a casa il mattino dopo disse ai figli: ragazzi, fa parte della vita. All'inizio sarà dura, ma noi diamoci una mano, perché non possiamo fare altrimenti. Christian sa, nel corso degli anni, di essere stato una fonte di preoccupazione per lui, che rivedeva nel figlio lo spirito, gli occhi e la voglia di avventura che aveva la mamma. Ogni volta che andava a sciare, Christian Ghedina tornava a casa con un bernoccolo nuovo, con un taglio, e lui che diceva resta a casa. Anche quando venne convocato per la sua prima nazionale B, non rinunciò a lanciare qualche battutina al figlio, sperando di fargli cambiare idea. Ti fai le tue esperienze, diceva, poi molli tutto e ti metti a studiare, dai Christian. Ma crediamo che in fondo sapesse che non avrebbe mai potuto farne a meno, Christian della Neve. Qualche tempo fa ha raccontato al figlio di come, pochi giorni dopo l'incidente, si presentò a casa dell'allenatore dello sci club per parlare di lui. Christian era già stato iscritto d'ufficio ad una gara, ma visto l'incidente, forse, si dissero che era meglio che non partecipasse. Ma Christian rispose: io ci vado a farla, anche la mamma avrebbe voluto, anzi vado e vinco. Pare che Christian abbia risposto così, anche se ad essere sinceri lui oggi non se lo ricorda. Non c'era verso di farlo ragionare. Lo sci era tutta la sua vita e lo sarebbe stata fino ad oggi. È sempre stata la cosa che più gli dà gioia a questo mondo e nessuno gliela potrà mai portare via. Christian è stato guidato da una passione semplice ma fortissima che ha ereditato dalla mamma e che ha sempre coltivato con il cuore. Certo, sotto la passione comunque rimane un segno. Il segno di quello che è successo è sempre lì, anche se non si vede, anche se Christian sa che fa parte della vita. Per questo motivo, più di ogni altro, la vittoria di Cortina resta il momento più emozionante della sua carriera. Un momento speciale vissuto su quella stessa neve che addomesticavano insieme e che oggi, per un pezzetto di montagna, porta anche il suo nome. Le montagne sono costruite sulle storie degli uomini che le hanno scoperte, scolpite, scalate oppure discese. Ed è questa la loro più grande bellezza. Le montagne sono vive e hanno memoria lunga, come quella degli elefanti. E quanto al mattino guardo fuori dalla finestra e si vede la neve e i pendii, sa Christian che custodiranno per sempre anche la sua di storia.